esperienza vi resta dal film, che ricordi? Che sicuramente lo rifarei. Bene. Il mio capitombolo del tappeto, Ok. fuori onda perché... Il mio Nicolás con la... Mi ha accompagnata dentro? Veniamo con te, va bene? Sì. Siamo nel backstage. Backstage. Questa è la zona trucco. Sì. Come ti chiami? Gemma. Ciao, sono Jessica. Ma scusa Anni? una cosa. 18. Backstage. Intervistata. Il capo! E come si dice oggi? Sfilo un po' elegante. Un po' di classe. Chissà che non possiamo essere in coppia insieme. Speriamo, dai, no? Ciao ragazzi. È l'occhiale. Allora, abbiamo Presenta qualcuno. presento la sfilata Boutique Provoli, collezione primavera-estate 2015. Allora, il signor Davide Zecchin ha i pantaloni stretti, è pregato di andare giù e prendersi una taglia. In porta Enrico Castagnini da Cazzano, prima sfilata in assoluto, Del gruppo qui per caso. ingessato in una maniera assoluta, speriamo che si sciolga in sfilata. Poi abbiamo il Numero 2, il numero 2, terzino destro, Mohamed. Giusto? Ah sì! Pugile. Poi abbiamo lui che non sfila perché ha troppi muscoli, quindi non può sfilare perché distrugge le camicie. Poi abbiamo il più fighetta di tutti. Oi là, buonasera. Eccolo. Sì, ma fa vedere la moneta un culo si arriva. Esatto, fai vedere. No. E poi il capitano, l'esperienza, classe non identificata, lo già. Javier Zanetti di Provoli Boutique. Ha 40 anni ma non è mai andato in bici una volta. Un applauso al capitano. Poi abbiamo in attacco numero 10, fisico non molto possente ma comunque molto veloce nelle ripartenze, Ahmedi El Attas, giusto? Esatto. È passato in prestito dal Caltanissetta al Real Madrid e poi tutto qua. Poi un po' fuori forma, qualche chilo in più, dal Brasile Ronaldinho. Numero 9. Julio Cesar, ma allora c'è il secondo portiere? Io sono portiere. Ok, portiere. Numero 9, la torre, i Tony di Provoli Boutique. Attenzione Tony, eccolo qua. Jonathan. E cognome Varana. Poi abbiamo lo Zlatan Ibrahimovic. Più di attaccanti io. Io compro solo. Facciamo una squadra solo attaccanti oggi. Come Real Madrid. Daniele Rodighiero. Poi c'è il numero 8, centrocampista centrale. Enrico Tessari, classe 1992. In aiuto in panchina Simonetta Pelosato. Buonasera, sono Riccardo Ferro, sono qui collegato dalla sfilata di Boutique Provoli che si sta svolgendo in questo momento a Soave, in provincia di Verona. Ecco, vedete la gente che è accalcata fuori in attesa della sfilata, sta suonando la band dei Best Of. Questa sera insieme c'è Martina Canfora. Ciao Martina! Riccardo, ciao, buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Bene, sì, bene. Ok, ti piace questa atmosfera? Tanto, sì, è molto familiare, molto bello. Perfetto. Cosa ci puoi dire? Cosa hai visto? Le sensazioni di questa serata? Le ragazze come sono? Che c'è innanzitutto tanta classe nei vestiti, le ragazze sono comunque molto tranquille, molto amichevoli tutte quante, si è creato veramente un bel clima. Perfetto, perfetto. E adesso vi faremo vedere qualche scena del backstage. Posso venire con te? Certamente, andiamo anzi ad intervistare qualche ragazza che in questo momento è in fase di preparazione, ecco gli ultimi ritocchi. Per esempio siamo qui con la parrucchiera Elisabetta. Attenzione, vedete, lei è la modella, una delle... Lei è la capa, innanzitutto, presenta tua mamma. Esatto, sì, presentiamo il factotum, il principale, il non plus ultra della moda soavese, Mauriziana Provoli. Mauriziana Provoli, buonasera. Buonasera, ciao. Cosa ci puoi dire di questa Guarda il sfilata? microfono, due parole, basta, guarda, sono ancora indaffarata, ci vediamo dopo. Ok, di poche parole Mauriziana Provoli. Ma molto incisive. Esatto. E che fanno capire l'idea comunque. Esatto. Andiamo dalle parrucchiere, fagli qualche domanda Martina, quella che vuoi, fra donne lì, potete capire. Chiediamo allora. Chiedi a lei. No, visto che stai lavorando, quanto manca per finire il lavoro?
Domanda molto intelligente. Tra l'altro. Beh, ma mancano ancora i maschi da pettinare, no? Sì, infatti, non so ancora quanti maschi ci saranno. Maschi, venite giù! Con l'intervista a Riccardo Ferro per Il Sociale. Questa sera intervisteremo Jessica Borgoncelli, una delle modelle di punta di Ma Provoli perché ti metti Boutique. davanti a me? Ah sì, scusa, esiste anche Martina Campola. Tanto per ricordare. Ha coordinato la sfilata. Ok, vieni qui Jessica, facciamo una piccola intervista. Dopo questa... Sei emozionata? No, tranquilla. Cosa ne pensi dell'ultimo film in cui hai partecipato? Stupendo, scusami. È stupendo perché ci sei tu oppure perché è bello in generale? Quanti soldi hai preso? Perché c'è lei, un poco egoismo in questa... Ok, ultima domanda, la faccio un po' a bruciapelo. Hai più mi piace le foto profilo, te o Martina Canfora? Secondo me più Martina Canfora. Tu cosa ne pensi? Devi ancora... Devi lavorare... No, devi lavorarci sopra foto, devi fare foto come adesso. Quindi andiamo avanti. Io non ho mai fatto foto così! Sì, tutte quante. Andiamo avanti. Passiamo, vieni Martina, andiamo a intervistare qualcun'altra. Da lei! Ecco, andiamo da Cristina Gambaretto, direttamente da Milano. Come mai sei a Milano? Da Milano a Soave, cosa ne pensi? Quali sono le differenze principali della moda soavese e della moda milanese? Bellissima gente. Si parla qualcosa? Buon vino, bella gente. Ok, non emozionarti. Ma tu sei nata qua o sei nata a Milano? È nata qui, fa scuola, se non sbaglio fai moda a Milano, giusto? E lei è dell'ambiente? Esatto, quindi è dell'ambiente, quindi abbiamo una che gioca in casa, giusto? Esatto. Sei tesa, sei emozionata per questa uscita elegante? Molto. Andiamo avanti, vediamo le prossime bellezze in circolazione. Ecco qui Gemma Roncari. Ricordo che Gemma Roncari, se non sbaglio, correggimi Gemma, sei anche stata una delle speaker principali di Radio Company. Stai sbagliando. Sto sbagliando persona, scusa, è vero la voce era simile. Prego Martina, qualche domanda per la nostra Gemma? Sei emozionata? Abbastanza. Pensi, quali sono i tuoi feedback dopo il film in cui praticamente non hai mai fatto una parola? Bellissima idea e bravo il regista. Hai conosciuto? E gli attori. No, una domanda per Martina. Dimmi tutto. Secondo te Gemma può aspirare a un red carpet, a un Hollywood o un Cannes, una presentazione a Cannes? Assolutamente sì. Ah, quindi, ok, perfetto, quindi secondo te deve migliorare qualcosa nelle sue... Non la conosco abbastanza, però a vederla va bene così. Una domanda per me, a Gemma. Quanti ragazzi in più ti hanno scritto dopo il film che hai fatto, vedendo che ti sei fatto praticamente tutti i ragazzi in cui c'era la tua scena? Ah, ma tu eri quella... Sciocchezze, presentiamo i gioielli, guardami qui in faccia, i gioielli di Marta Mani Art Design, Palazzo Pullici, via Camussoni, numero non lo so. 5. Allora Marta, cosa ci puoi dire delle tue collezioni e di tutti i tuoi pezzi che hanno vestito le nostre ragazze? Sono bijou fatti a mano da artisti e designer e sono bijou fatti a mano da artisti e designer e i vari materiali, può essere vetro, resina, legno o altri materiali. Guarda pure in camera che i nostri telespettatori sono attentissimi e ora dopo un breve stacco pubblicitario ritorneremo qui da Provoli Boutique. Aspetta qua da Boutique Provoli, Sì. io e Riccardo. La coppia più bella che ci sia. Sì, ma se allontani così il microfono non lo tieni Scusa, vicino, non scusa. si sente niente. Scusa, rispondo però ad alcuni telespettatori che ci hanno chiesto se siamo insieme. Al momento non siamo insieme, ci sto lavorando e le ho promesso qualche ruolo alto in Mediaset e vediamo cosa ne salterà fuori. No? Aspettiamo a vedere se realizzi le promesse che mi hai fatto. Ok, va bene, anche tu mi hai fatto delle promesse a sfondo sessuale, ma... Un cazzo vero! Ok, andiamo avanti con la prossima intervista. Di chi è la prossima ragazza? Ci puoi dire qualcosa, Martina, della prossima ragazza? Sì. Ah, lei? Sì, a lei, sì. Beh, innanzitutto penso che sia abbastanza emozionata. Sì. Si vede fa caldissimo. Allora, Jasmine, il cognome è ignoto, classe 1988 di... Ho 98. 98. 88, guarda che giù è
è una delle senior. Martina si tiene molto meglio di te, non c'è niente da fare, mi dispiace, sarà gli spinaci che mangia o la dieta. No, io ti giuro, sono sconvolta. Perché quanti anni gli avresti dato? Più piccola di me. Più piccola di te? Tu quanti anni hai? 19. 19, lei ne ha 27. 27, attenzione, si tiene bene. Quali sono i tuoi segreti per la giovinezza, Jasmine? Cognome? Pressi, Jasmine Pressi, quali sono i tuoi consigli per rimanere giovane e non fare la fine di Martina Canfora? Che a 19 anni è già... Appunto sono segreti, mi dispiace. Sono segreti, ma puoi dirci qualcosa? È la dieta? È il mangiare? Sono gli abiti che indossi? Sicuramente l'abito Non fai il monaco? Fai il monaco? Non lo so. fa. Fai il monaco. Cosa ci puoi dire del completo? Ti piace il completo che hai intorno? E se sei emozionata per la prima addosso, scusate. Intorno a qualcos'altro secondo me. Comunque, cosa ci puoi dire? Sei emozionata? È la tua prima sfilata o qualcosa puoi dire? È la mia prima sfilata e sono emozionatissima. Cosa hai fatto? Hai fatto film? Hai fatto qualcosa prima? No. Non hai mai Non fatto hai fatto il niente? film di Provoli? No. Lo fai a dicembre. Rovina tutto praticamente. Lo farà a dicembre nel secondo capitolo di Provoli Boutique. Grazie mille.